pomeriggio e bentornati al nostro appuntamento del venerdì con i venerdì del terzo settore, il secondo dei nostri webinar di questa stagione autunnale. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il nostro relatore della giornata, il professor Mauro Trivellin, sempre docente della nostra Università di Padova. Vi ringrazio perché anche oggi so che siete numerosi collegati. Vi ricordo che durante le relazioni sarà possibile fare delle domande utilizzando la chat di Zoom e alla fine delle relazioni dei due docenti, se ci sarà tempo, selezioneremo alcune domande da porre ai nostri relatori di oggi. Allora, buonasera a tutti, grazie molte per l'invito a questo bel pomeriggio di riflessione sul tema degli enti del terzo settore. Dunque, il titolo del mio intervento è appunto il regime tributario degli enti del terzo settore ed è un tema che mi sembra si presti a delle letture diverse, che possono avere un diverso taglio. È possibile intendere in qualche modo l'argomento come una descrizione del complesso delle disposizioni, delle regole che si riferiscono agli enti del terzo settore, il che ci porterebbe o porterebbe con sé un'analisi delle differenti regole tributarie che supportano le attività che possiamo definire in generale di interesse collettivo. E così, per usare un'immagine astronomica, per così dire, ci troveremo a navigare in una sorta di fascia di Edgeworth-Kuiper, in cui dovremo fare i conti con una moltitudine di corpi disordinati, ciascuno con il loro andamento orbitale, quindi ratio e finalità, che costituiscono un panorama complesso e fluido di tutte le disposizioni speciali che sono applicabili alle attività degli enti riconducibili al terzo settore. E così dovremmo anche affrontare il problema dell'effetto moltiplicativo dei regimi, perché dovremo tener conto delle diverse regole dettate nei diversi microsistemi impositivi, il settore dell'imposizione diretta, il settore delle imposte indirette, dei diversi riferimenti soggettivi delle previsioni. Prendiamo ad esempio il regime delle elargizioni liberali, il soggetto che li effettua e quello che li riceve, e delle differenti tipologie di enti di volta in volta considerati. No? Quindi avremo un effetto moltiplicativo di disposizione ed è quindi una lettura che espone in qualche modo a un doppio rischio. Il primo, mio personale, che è quello di non essere in grado di dare conto con compiutezza di tutta l'articolazione e la complessità della materia. Ed il secondo, di carattere credo oggettivo, perché il pericolo sarebbe di ridurre questo pomeriggio ad un elenco di disposizioni sicuramente difficilmente riconducibili a schemi concettuali unitari, perché la stessa dottrina tributaria da tempo rileva come in quest'ambito della fiscalità specialistica ci si trovi di fronte a una sorta di fuga dalla sistematicità. Una sistematicità che mi sembra, se posso dire, almeno per alcuni aspetti, non mi pare compiutamente raggiunta nemmeno con le più recenti riforme. L'altro modo di leggere il titolo, avrete capito il modo che io riterrei preferibile e riterrei di adottare, è quello di concentrare l'attenzione sull'attività degli enti qui in esame, sui moduli con cui questa attività è svolta e conseguentemente sul modo in cui il legislatore tributario sceglie di tassare o non tassare le attività economiche che abbiano una ricaduta, lo dico genericamente, sugli interessi collettivi. Quindi, piuttosto che un'attenzione alle disposizioni, per sintetizzare questa prima introduzione metodologica, piuttosto che un'attenzione alle disposizioni, un'attenzione ai modelli impositivi. E come riferimento manterrei quello dei due decreti, del 2017, il 117 sugli enti del terzo settore e il 112 sull'impresa sociale, ritenendo che entrambe queste diverse figure siano riconducibili in senso ampio appunto al terzo settore.
Ovviamente i riferimenti al TUIR, che come il professor Schiavolin perfettamente diceva, è ancora vitale nelle interconnessioni tra questi corpi normativi e appunto il testo unico, che è vigente in quanto compatibile. Questi riferimenti ovviamente al TUIR di volta in volta cercherò di farli ove necessario per precisare gli aspetti applicativi della disciplina. Dunque, è ben noto che la riforma decolla a fatica, ancorché almeno pare di capire che almeno il registro unico nazionale del terzo settore, proprio la settimana scorsa mi risulta, è stato emanato il decreto ministeriale 106 con i suoi allegati, quindi questo sembrerebbe essere ormai addirittura d'arrivo. Tuttavia la situazione è ancora fluida tra norme in vigore, regole in attesa di validazione comunitaria e regole mancanti di disciplina attuativa. Quindi proprio anche questa fluidità del contesto generale suggerisce di ragionare più sui modelli impositivi che non sulle singole disposizioni che ancora sono suscettibili di cambiamento o di modifica, magari anche proprio, come diceva il professor Schiavolin, forse su sollecitazione comunitaria, se si concretizzerà questa trasmissione alla Commissione delle nuove regole. Questa scelta, questa di guardare ai moduli impositivi, presenta due vantaggi. Il primo è quello di riflettere sul cuore, come dire, su quello che è il cuore degli strumenti con i quali questa tipologia di attività economiche si supportano, no? Al di là della loro sopravvivenza attraverso apporti a struttura erogativa o contributiva, e la seconda è quello di ragionare sul piano del sistema, no? Più che sulle micro questioni applicative che in queste occasioni non vale la pena di affrontare. Quindi è opportuno concentrarsi sul sistema piuttosto che sulle singole regole. Quindi la domanda di partenza potrebbe essere quella di chiedersi come il legislatore tributario consideri le finalità collettive dell'attività economica, come tracci i confini rispetto alle attività che assumono i connotati dell'impresa, come dovrebbe considerare le predette attività e cosa si intende per finalità collettive dell'attività economica, naturalmente nella prospettiva tributaria. Dico subito che queste domande appaiono particolarmente sfidanti, per così dire, perché impongono di tenere conto di diversi limiti o di diversi parametri, insomma, punti di riferimento, sia di carattere costituzionale sia di carattere europeo, con particolare riguardo, per esempio, alla disciplina degli aiuti di Stato, ambito nel quale si potrebbe dire che la tradizionale neutralità dell'Unione sta evolvendo con, diciamo, l'utilizzo di questa disciplina quale strumento per attuare un intervento positivo, equitativo, di armonizzazione dei sistemi impositivi. Quindi mi pare una prospettiva ineludibile quella di considerare anche la prospettiva europea. Dunque, lo si comprende chiaramente del resto dal fatto che, come abbiamo appena accennato, come ha puntualmente ricordato il professor Schiavolin, l'approvazione comunitaria delle misure fiscali è in corso, è in atto. Non risulta peraltro che sia tra l'altro già stata trasmessa alla Commissione la relativa richiesta, ma insomma è prevista dalla disposizione normativa e quindi dovrebbe essere attuata. Allora, per muovere nella prospettiva metodologica che avrei provato a suggerire, che è quella a mantenere, insomma, che è quella dei moduli impositivi, io credo che un punto di partenza, forse necessario, è proprio un riferimento a quello che per i fiscalisti è, come dire, il cuore di tutto il sistema, che è l'articolo 53, il principio costituzionale di capacità contributiva, perché ci fornisce questo principio alcuni spunti su cui potrebbe essere utile riflettere. Che sono spunti che in certa misura non riguardano solo questo settore della fiscalità, ma più in generale il concetto stesso di imposizione tributaria. E il 53 della Costituzione
riguarda o disegna, mi sembra che si possa dire, una sorta di ciclo della pioggia, con in qualche modo una fase ascendente che è quella della raccolta delle risorse, quindi l'acquisizione del gettito di cui si occupano normalmente i tributaristi, ma anche una fase che potremmo dire discendente, che è quella nella quale la contribuzione, la raccolta della contribuzione è poi destinata alle pubbliche spese, quindi la parte della ricaduta nella redistribuzione e nei servizi. E certamente in un sistema che possiamo definire virtuoso, la fase discendente realizza la redistribuzione, ricade sui servizi e mi pare questa la lettura costituzionale del fenomeno impositivo, al punto che se si frattura questo ciclo, addirittura si potrebbe mettere in discussione lo stesso concetto di imposta, mettere in crisi lo stesso concetto di imposta. Oggi, tra l'altro, siamo di fronte a una crisi di questo modello costituzionale, perché il gettito ha una larga destinazione finanziaria e non collettiva, cioè non si traduce o non si traduce più necessariamente in servizi e quindi entra in crisi il modello, no, del ciclo della pioggia perché entrano in gioco in maniera prepotente le finalità di salvaguardia degli equilibri finanziari, come si può vedere dalla sempre più frequente presenza dell'articolo 81 della Costituzione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. E dunque è questo il contesto di questo ciclo della pioggia, no? Della ricaduta sulla collettività del gettito, che si collocano i soggetti che svolgono attività lato sensu collettive, no? Espressione che utilizzo evidentemente in senso generico per sottolineare come la loro attività, quantomeno nei settori considerati per esempio dal decreto 117, corrisponda appunto a un interesse per la collettività. E l'attività che questi soggetti svolgono con moduli complessi che in molti casi sono inclusivi anche di schemi oggettivamente d'impresa. Dunque, rimanendo per così dire nella prospettiva dell'articolo 53, questo tipo di attività può assumere una funzione sociale, questo tipo di attività di interesse collettivo, no? Perché potrebbe sostituire l'intervento pubblico in settori rilevanti, quindi operando da un certo punto di vista in quella che abbiamo chiamato fase discendente del ciclo della pioggia, no? Dell'articolo 53. Quindi assumono una funzione sociale perché potrebbero sostituire l'intervento pubblico in settori rilevanti e quindi operando sul piano dell'erogazione dei servizi, del sostegno all'occupazione in quelle aree di particolare interesse che il legislatore seleziona. Quindi non sembra esservi dubbio, almeno insomma in questa visione, che la logica entro cui si colloca quindi l'attività degli enti del terzo settore in questo scenario è quello della sussidiarietà. Per cui a voler considerare la fattispecie da un punto di vista descrittivo, ecco, non certo dogmatico, ma insomma da un punto di vista descrittivo, potremmo dire che ci troviamo di fronte ad una forma di contribuzione speciale, se mi passate questa espressione, contrapposta alla contribuzione generale che si realizza attraverso la raccolta delle pubbliche spese mediante l'imposta. Una contribuzione speciale perché il risultato economico di questi soggetti sarebbe già finalizzato, destinato alla collettività, quegli interessi che in larga parte potrebbero essere poi o dovrebbero essere in qualche caso attuati o realizzati attraverso la copertura generale del gettito. Quindi si potrebbe anche parlare in modo descrittivo di una contribuzione speciale. Ovviamente, se è così, ed ecco la rilevanza del modulo, no, della questione di sistema, se è così la questione non ha una rilevanza solo teorica, ma avrebbe anche, mi pare, una potenziale ricaduta di carattere pratico. Perché, provo a chiarirlo, se noi ipotizziamo che un soggetto che opera anche in regime di impresa operi però in settori essenziali per gli interessi collettivi, utilizzi le sue risorse per il potenziamento di quei servizi che vanno nella direzione dell'interesse collettivo
e se noi ipotizziamo, ecco, che questo tipo di condotta attui in qualche modo una destinazione della ricchezza alle pubbliche spese, potremmo al limite dire che questo soggetto già realizza il fine della contribuzione, fine che in ultima analisi ha a che fare con i benefici della collettività. Il che ci permetterebbe di dire anche, forse, che un'eventuale detassazione di queste attività sarebbe forse qualificabile proprio per questo, cioè perché connessa a una contribuzione speciale, cioè direttamente dotata di una destinazione alle pubbliche spese, potremmo anche considerarla non già come un'agevolazione, ma piuttosto come un regime che ha il carattere dell'esclusione, dove per agevolazione troviamo, cioè quando parliamo di agevolazioni ci collochiamo nell'area delle deroghe, quando invece parliamo di agevolazioni, scusate, di agevolazioni ci troviamo nell'area delle deroghe al sistema impositivo, norme di favore. Quando parliamo dell'esclusione ci si trova in linea di massima di fronte a una non imposizione che deriva dalla logica di sistema. Quindi già questo ha la sua rilevanza. Insomma, per dirlo in modo molto più semplice, se tu destini la tua ricchezza alle pubbliche spese già di tua iniziativa, per così dire, non c'è motivo che su quella ricchezza tu sia tassato, e se non lo sei non è perché vieni beneficiato, ma è perché la tua attività già integra una forma di contribuzione. E qui potrebbe annidarsi un problema, naturalmente, perché vi sarebbe in qualche modo un'abdicazione da parte rispetto al potere politico, no, di allocazione delle risorse. Però il problema potrebbe essere bypassato considerando che la scelta politica su quali siano le attività di interesse collettivo viene fatta a monte dal legislatore attraverso la previsione delle attività che possono considerarsi tali e che possono avere queste caratteristiche. Previsione che del resto, se andiamo a vederci l'articolo 5, se non ricordo male, del testo unico sugli ETS, è piuttosto analitica, quindi si potrebbe anche bypassare questo problema. No, che peraltro si riscontra anche in altri casi, persino nell'art bonus si potrebbero fare ragionamenti simili a questo. Allora, naturalmente, se si trattasse in questa previsione, in questo scenario ricostruttivo, che per carità non voglio elevare a livello dogmatico, ma solo descrittivo, ma se si trattasse di un'esclusione, allora forse non vi sarebbe neanche il problema che tanto ci sta angustiando della legittimità comunitaria delle disposizioni, forse, credo, ecco. Non sono un esperto della disciplina degli aiuti di Stato, però mi sembra che si possa escludere che si pongano problemi, no, di aiuto, cioè che si possa dire che non costituiscono aiuto, quei regimi che non sono il frutto di una scelta derogatoria e selettiva, ma il frutto dell'applicazione di principi endosistematici, no? E qui misure di tassazione potrebbero apparire, le misure di detassazione potrebbero apparire come espressione di criteri endogeni, che sono quindi connessi alla funzione sociale degli enti e della destinazione delle risorse. Quindi già queste prime riflessioni in qualche modo ci dimostrano come il tema della tassazione degli enti non commerciali non sia ancora del tutto dissodato, forse, proprio sul terreno dogmatico, perché i problemi che ho provato a descrivere, almeno questi interrogativi teorici, non hanno indotto a riflessioni sulle eventuali non necessità dell'approvazione comunitaria per questo tipo di attività di cui stiamo parlando, no? Perché se si ragionasse così forse viene anche qualche dubbio sul fatto che siano davvero agevolazioni. Ma questo è un problema che costituisce uno sfondo, una chiave di lettura delle singole regole che volevo proporre all'attenzione non come una soluzione ma come uno spunto di riflessione. Certo, poi naturalmente bisogna capire qual è il limite dell'interesse sociale, naturalmente perché ci sono varie modalità di perseguirli, questi interessi, basta pensare alle varie articolazioni che presentano, fino al limite della società benefit, per esempio. Ecco, queste domande comunque che io ho posto, queste questioni che ho posto, non sono cose né originali né nuove, sia chiaro, nel senso che la dottrina si è già interrogata su questa prospettiva,
quando ha in qualche modo analizzato la disciplina della natura del regime delle onlus, dove anche qui c'era un meccanismo di decommercializzazione piuttosto accentuato, secondo taluni idoneo a spingersi fino a una detassazione dei proventi derivanti da un'attività esercitati con moduli imprenditoriali in senso stretto, già con le onlus si diceva, no? E quindi quando ci si interrogava su questo regime si era posto il problema di questa contribuzione speciale di cui parlavo, e addirittura se ne è posto, la dottrina si è posto questo problema quando ha affrontato il problema della tassazione delle indennità di esproprio, dove anche lì c'è già una destinazione alla collettività del bene espropriato, no? E quindi c'è già una forma in qualche modo di contribuzione speciale. Ecco, poi qui sappiamo che la tassazione è prevista. Comunque su questo quadro di fondo, complesso dal punto di vista teorico, si innestano le scelte del legislatore tributario che, come abbiamo detto, io analizzerei tenendo come riferimento di base i decreti 117 e 112. E avuto riguardo a questo sistema di nuove fonti, a me pare di poter identificare, pur con alcune più o meno significative varianti, una certa linea di continuità con il passato che però ha condotto il legislatore a chiarire alcuni aspetti, alcune opzioni. A me sembra di poter individuare due distinti modelli, ancora una volta, di regole che prendono in considerazione l'attività economica a fini sociali, orientata a fini sociali. Due distinti modelli di regole che è in questo senso. Il primo modello è quello della decommercializzazione, che come giustamente diceva il professor Schiavolin è un'espressione, come dire, da tributaristi, forse sarebbe stato più lineare esprimere come non tassazione o non imposizione, una decommercializzazione delle attività istituzionali degli enti non commerciali che naturalmente siano svolte con determinati moduli che poi vedremo. E il secondo pilastro sarebbe l'intassabilità dell'utile non distribuito, e qui non dico reimpiegato, dico per ora non distribuito, dell'impresa sociale. Quindi la decommercializzazione delle attività istituzionali svolte con determinati moduli dagli enti dagli ETS, e l'intassabilità dell'utile non distribuito dell'impresa sociale, ampliando un modello che per certi versi era già riconoscibile nella cooperazione. Tra l'altro questa intassabilità dell'utile, qui dovrei dire di più di non distribuito, dovrei dire reimpiegato, è previsto anche con riferimento agli enti non commerciali per alcuni settori individuati. Sono per esempio le attività previste dall'articolo 5, lettere A, B, C e H, nel rispetto di certe condizioni soggettive. Quindi i modelli sono due in estrema sintesi: decommercializzazione e intassabilità dell'utile non distribuito e o reimpiegato. Questo è un tema su cui bisognerà tornare perché è un punto delicato del regime di tassazione. Veniamo dunque al primo aspetto, la decommercializzazione delle attività istituzionali, comunque delle attività di cui all'articolo 5, perché forse istituzionale è un termine più appropriato se riferito al regime del TUIR, comunque la decommercializzazione delle attività degli enti non commerciali, e qui il cuore è l'articolo 79 del codice del terzo settore, sul quale vale la pena di soffermarsi brevemente, naturalmente, per cercare di mantenere fede ai tempi assegnati. Questa decommercializzazione è strutturata su un modello che presenta degli elementi di affinità con l'articolo 143 del testo unico delle imposte sui redditi. Dice questa disposizione, che leggo con voi, saltando le parti che non sono essenziali per la comprensione del modello, che le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, quelle che io prima avevo chiamato istituzionali, ma più propriamente sono quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, si considerano di natura non commerciale, quindi sono decommercializzate, quando sono svolte a titolo gratuito
o, ed è questo che interessa di più, dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto di determinati apporti economici da parte di taluni soggetti e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Quindi, in estrema sintesi, sono decommercializzate le attività che quantomeno tendono all'equilibrio tra i corrispettivi e i costi. Una regola che presenta degli elementi di sovrapponibilità, dicevo, con il 143, dove si diceva non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nel 2195, quindi le attività diverse da quelle commerciali ai sensi dell'articolo 2195, rese, e qui si diceva in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi. Quindi anche lì c'era già il bilanciamento tra i corrispettivi e i costi che c'è nella nuova formulazione. Ci sono delle differenze tra le due disposizioni che vale la pena di sinteticamente evidenziare. Nel 143 la decommercializzazione opera per le attività rese in conformità alle finalità istituzionali, inciso che, come ho detto, non c'è invece nella nuova disposizione, e qui la dottrina, anche questi volumi di recente uscita a cui faceva riferimento il professor Schiavolini, ha anche cercato di spiegare la ragione di questa diversità, che per gli enti del terzo settore vi sono alcuni elementi che impongono di tener conto ai fini del giudizio di economicità anche di alcune forme di contribuzione di supporto, e che, diciamo così, nel 143 vengono escluse dalla decommercializzazione le attività del 2195, mentre per gli ETS sono le attività dell'articolo 5. Però mi sembra che si possa dire che vi è un importante fattore comune tra queste regole. In questo io vedo una continuità rispetto al passato a cui avevo fatto accenno. E cioè che la decommercializzazione opera limitatamente ad un programma di attività economica che, se non ha natura puramente erogativa, però volge al pareggio di bilancio, diciamo così, al pareggio, cioè al bilanciamento tra ricavi, tra entrate, tra corrispettivi e costi sostanzialmente. Ecco, dal mio punto di vista, una decommercializzazione di questo tipo non può probabilmente definirsi un'agevolazione, però anche questo lo dico come elemento di riflessione, perché qui il programma dell'attività volge verso una strutturale inidoneità alla produzione di utili, di ricavi, diciamo, o di utili, insomma. Sarei dunque propenso a ritenere, in questa lettura un po' così che vi propongo, che questo tipo di misura abbia piuttosto a che fare con la capacità dell'ente di autosostenersi. L'ente, cioè, deve poter svolgere le sue attività, quelle attività di cui all'articolo 5 o istituzionali nel 143, quali che siano, in una misura tale da garantirsi la sopravvivenza che può essere assicurata solo se le attività sono svolte con moduli che non generano sistematicamente dei passivi, no? Che devono essere coperti da altri, perché certamente questi altri non necessariamente si trovano, soprattutto in relazione a determinati momenti o in determinate situazioni. Quindi mi sembra una decommercializzazione che assomiglia molto, perdonatemi il collegamento, alla tutela del minimo vitale, all'esenzione del minimo vitale di cui discutono i tributaristi. Certo, con questo non escludo che ci possano essere dei benefici in concreto, dei benefici fiscali in concreto. Potrebbero anche esserci, ma non sono strutturali, sono occasionali, perché il beneficio, la struttura tende al pareggio, quindi il programma dell'attività dovrebbe essere un programma di pareggio. Quindi se benefici ci sono, non sono benefici, come dire, strutturali, ma sono benefici occasionali che possono derivare da, come dire, tecnicismi fiscali. Mi riferisco in particolar modo, per esempio, alle specifiche regole della tassazione dell'impresa che possono portare all'emersione di componenti positivi o negativi legati al particolare regime fiscale dei beni relativi. Mi riferisco al sistema delle variazioni che possono astrattamente generare reddito civilistico anche quando non c'è, scusate, reddito fiscale, anche quando non c'è utile civilistico.
con le varie forme di sterilizzazione, variazioni in aumento, quindi si potrebbe arrivare attraverso delle imposizioni che vengono decommercializzate, ma per effetto delle variazioni. O perché ci sono degli avanzi di gestione non programmati. Proprio con riguardo a questo aspetto, questi avanzi di gestione, più di recente il comma 2 bis dell'articolo 79 è stato modificato introducendo una sorta di franchigia, per cui le attività di cui abbiamo parlato adesso, quelle di cui è l'articolo 5 o quelle istituzionali nel 143, si considerano non commerciali quando i ricavi non superano di oltre il 5% i costi, quindi si ammette uno sforamento del 5%, una sorta di franchigia, no, che deriva probabilmente non tanto dal programma dell'attività, ma dall'esistenza di avanzi di gestione. Si tollera questo superamento di oltre il 5% dei costi per ciascun periodo d'imposta, però per non oltre 2 periodi d'imposta consecutivi. Però non mi pare che questa regola cambi più di tanto lo scenario di fondo, che è quello di una fiscalità legata ad un programma imprenditoriale che tende al pareggio, in sostanza. Quindi non parliamo di attività che sono pensate in una maniera tale da generare profitto. Allora, se posso trarre una prima conclusione da queste osservazioni, mi pare che questa decommercializzazione non appartenga tanto alla fiscalità di sviluppo, cioè una fiscalità propulsiva, ma una fiscalità di difesa, come abbiamo detto, cioè di consentire all'ente di autosostenersi mantenendo un'attività in cui i ricavi non superano i costi, ma decommercializzando questo complesso di attività e decommercializzando gli eventuali avanzi che però devono essere occasionali e non strutturali. Quindi è una fiscalità difensiva. Poi naturalmente nel quadro della disciplina di questi enti e nell'ambito dell'articolo 79 si ritrovano altre ipotesi di decommercializzazione più marcata, però ancora una volta queste riguardano magari apporti a struttura erogativa e quindi non sono relativi all'attività in quanto tale. Poi assistiamo, ma questo è un retaggio, non un retaggio, una continuità con il passato, ad una decommercializzazione del circuito associazionistico in qualche modo quando i servizi sono resi nei confronti degli associati, dei familiari, dei conviventi in conformità con le finalità istituzionali dell'ente. Qui emergono di nuovo le finalità istituzionali dell'articolo 143 che entrano anche nell'articolo 79, pur con alcuni limiti che lì sono indicati. Quindi abbiamo ancora una volta, come nel vecchio regime, decommercializzazione limitata, decommercializzazione del circuito associativo e perdita dei requisiti, perché poi l'articolo 79 al comma 5 prevede anche che si perdano i requisiti della non commercialità a cui si connette il regime che abbiamo appena descritto, quando i proventi delle attività di cui all'articolo 5, che siano svolti in forma di impresa e non in conformità con l'equilibrio e quel pareggio che abbiamo detto, superano nel medesimo periodo d'imposta le attività derivanti dalle attività svolte con moduli non commerciali nei termini descritti. Quindi in questo ambito la logica, lo schema di tassazione degli enti non commerciali è ancora quello della decommercializzazione limitata, mi sembra, insomma, poi naturalmente se ci sarà un confronto ovviamente, però a me sembra la decommercializzazione limitata, il trattamento isolato dei singoli redditi di categoria, che è quello tipico del vecchio regime, in maniera non troppo dissimile da quello che avviene per le persone fisiche. Quindi questi enti stanno in quella fascia grigia che è in qualche modo che beneficia di una decommercializzazione limitata e di un regime di tassazione simile a quello delle persone fisiche, cioè con una rilevanza isolata dei redditi di categoria. Ed infatti in quest'ottica è coerentemente prevista la tassazione dell'attività di impresa collaterale dell'ente nel terzo settore non commerciale, così come è naturale che sia applicando il criterio della tassazione isolata. Per questo reddito d'impresa eventualmente svolta dall'ente non commerciale è previsto peraltro un regime di forfettizzazione. Regime di forfettizzazione che noi troviamo disciplinato all'articolo 80
del decreto 117, del testo unico degli enti del terzo settore, che prevede una tassazione basata, una tassazione, come dicevo, forfettaria, forfetizzata, basata su dei coefficienti di redditività, coefficienti che sono poi indicati per fasce, vorrei dire per scaglioni, aggiungendo peraltro alla tassazione forfettaria una sorta di incremento dovuto all'applicazione delle regole di tassazione dei componenti straordinari. Quindi il meccanismo di tassazione orienta una sommatoria, diciamo, di un reddito forfettizzato con i componenti straordinari che derivano da operazioni che abbiano ad oggetto beni d'impresa, per esempio le plusvalenze, l'articolo 86, eccetera, eccetera. Anche qui però, adesso ovviamente non avrebbe neanche senso ripercorrere insieme, no, i coefficienti di redditività, però anche questa disciplina mi pare che meriti qualche riflessione di base. Intanto mi viene da dire che bisogna chiedersi cosa sia il coefficiente di redditività a cui fa riferimento l'articolo 80 e mi sembra con una certa approssimazione che si possa dire che corrisponde al margine operativo lordo, grosso modo, insomma. Ecco, allora io ho provato a fare qualche ricerca, perdonerete su questo non aggiornatissima, perché avevo provato a guardare in questi giorni i dati dell'Istat, ma avevo difficoltà ad accedervi. Ho guardato qualche dato statistico, comunque abbastanza recente, e ho verificato che per il settore dell'industria un margine operativo lordo che è collocato tra il 10 e il 12% è considerato buono. Per il commercio si scende al 6 e 7, addirittura ottimi sono considerati MOL superiori al 18 o al 10%. Allora, se andiamo a guardarci i dati, cioè i margini operativi che sono indicati, insomma, tutto sommato possiamo vedere come sugli scaglioni di ricavi più elevati le percentuali di redditività sono piuttosto alte. Il che mi induce forse a ritenere che non si tratti anche qui propriamente di un meccanismo in senso stretto agevolativo, ma forse di una sostanziale semplificazione, pur certo essendo configurabili delle situazioni di convenienza che vanno ovviamente valutate di volta in volta. Però mi pare che la componente semplificazione in questo specifico caso non sia da considerare necessariamente servente rispetto all'agevolazione. No, bisognerebbe poi esaminare i dati statistici, ecco, quantomeno. Anche questo è un problema su cui vale la pena di riflettere. Quanto poi, ecco, un piccolo dettaglio, ma anche su questo non vorrei entrare perché mi sembra che anche qui andiamo troppo sugli aspetti di disciplina specifica. Qualche vicenda c'è stata poi anche con riferimento alla possibilità di applicare a quel reddito d'impresa il dimezzamento dell'aliquota previsto dall'articolo 6 del decreto 601 del 73, che avrebbe effettivamente una portata agevolativa, ma per alcuni settori determinati, quelli individuati dall'articolo 6, norma che peraltro dal comma 3 di questo nuovo articolo 6 sarebbe dichiarata anche non applicabile agli enti del terzo settore che sono iscritti nel RUNTS. Ecco, quindi c'è anche da dire. Comunque questa norma era stata inizialmente abrogata, poi c'è stata una sorta di levata di scudi ed è stata reintrodotta, ma reintrodotta in vista di una risistemazione delle aliquote IRES dei soggetti degli enti del terzo settore e quindi in generale dei soggetti che rientrano nell'area di interesse di cui ci stiamo occupando. Voglio dire in sostanza che anche sul piano delle aliquote IRES si sta ragionando, ma ancora la situazione risulta caratterizzata da una certa fluidità. Dunque, questo modello di tassazione che, lo dico ancora una volta sinteticamente, si basa su decommercializzazione delle attività svolte con moduli che mirano al pareggio, tassazione isolata dei redditi di categoria, forfettizzazione di carattere forse più semplificativo che agevolativo
e poi di un complesso di micro regole di sostegno. Ecco, queste regole mi sembrano rispondere ad una finalità di difesa degli enti del terzo settore, non di sviluppo. Mi pare che la fiscalità di sviluppo debba essere caratterizzata in modo diverso. Quindi dobbiamo riflettere ancora una volta sui moduli, perché questo modulo degli enti del terzo settore, abbiamo detto, non appartiene forse alla fiscalità di sviluppo. Esiste però un'altra e diversa forma di sostegno all'impresa con finalità collettiva che mi pare, almeno prima facie, avere potenzialità di costituire una leva per la fiscalità di sviluppo. Però anche al tempo stesso pone dei problemi di compatibilità col divieto di aiuti di Stato. E per riflettere su questo tipo di supporto fiscale all'impresa, vale la pena di partire dalla cronaca giudiziaria, per così dire, del recente passato, che ripercorrerò naturalmente in maniera rapidissima perché non è funzionale a quello che voglio dire, e vale a dire le vicende che hanno interessato l'ICI degli enti non commerciali. Come tutti saprete, con una decisione del 2013 della Commissione, la Commissione aveva dichiarato che l'esenzione dell'ICI sugli immobili che era concessa dal nostro Paese agli enti non commerciali, compresi gli istituti scolastici, religiosi, che svolgevano determinate attività negli immobili in loro possesso, quali per esempio attività scolastiche o anche alberghiere, costituiva un aiuto di Stato illegale, e però non ne aveva ordinato il recupero, come anche aveva fatto un accenno il professor Schiavolin, nel caso specifico ritenendolo impossibile. Poi la Corte di Giustizia aveva annullato la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea nella parte in cui aveva convalidato la decisione, insomma una vicenda tormentata, ma quello che si può dire è che poi sulla scorta dell'originaria contestazione della Commissione era stata cambiata la disciplina dell'ICI e poi dell'IMU, con un modello che ancora è valido sostanzialmente di esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca, eccetera, eccetera. Questo modello pare, mi sembra di aver capito, ancora valido anche alla luce della nuova IMU, quella introdotta con i commi da 738 a 783, quindi invertiti le due ultime cifre, della legge di bilancio del 2020. Quando si trattò di definire il modello il concetto di modalità non commerciale considerato compatibile con quel divieto di aiuti, si formulò un'apposita regola, l'articolo 3 del decreto 200 del 2012, il quale diceva sostanzialmente che le attività istituzionali si intendono svolte con moduli non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, e qui si precisava cosa voleva dire distribuzione indiretta, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio. Segnalo la lettera B, l'obbligo di reinvestimento degli eventuali utili e avanzi di gestione. Quindi qui emerge in questo modo, mi pare, un concetto di commercialità sui generis, per così dire, o meglio di non commercialità sui generis, che andrebbe esclusa non già in ragione del contenuto della sua attività, del programma di equilibrio, del bilanciamento tra costi e ricavi, della sua attitudine quindi a generare lucro, non sulla base del concetto di economicità, ma sulla base dell'esclusione della distribuzione delle risorse e del reinvestimento degli utili per lo sviluppo delle attività istituzionali per i fini di perseguimento della solidarietà sociale nei settori indicati. Quindi si assiste a una sorta di cambiamento di piano, non più la logica, come dire, della bilancia tra le entrate e le uscite, ma la logica della reimmissione nel circuito dei servizi di quella che è il risultato dell'attività.
Ed è evidente che se si comincia a ragionare in quest'ottica, forse si potrebbe dire che la fiscalità non è più una fiscalità difensiva, perché se applicata a moduli di tipo imprenditoriale comincia a determinare la detassazione del frutto dell'attività, anche condotta con moduli lucrativi, e rende intassabili i proventi dell'attività d'impresa svolta con moduli orientati alla piena remunerazione dei fattori della produzione. E questo naturalmente è ben diverso rispetto a quel bilancino di cui dicevamo prima. E mi sembra che questo modello sia stato in qualche modo delineato per l'impresa sociale, che oggi è regolata dal decreto 112 del 2017, che è dunque l'altro punto di come dire, riflessione su queste tematiche. L'idea che si possano detassare i proventi di un'attività orientata al lucro oggettivo se l'attività risponde a fini di interesse generale non è tra l'altro nuova nel sistema dell'impresa. Da un certo punto di vista ne abbiamo, seppure con progressive restrizioni, degli esempi nel modello della cooperazione, ma ne abbiamo dei precedenti anche con riguardo alla decommercializzazione propria della disciplina delle onlus, perché già lì con le onlus si era posto un problema, cioè se la decommercializzazione dovesse essere riconosciuta solo quando il modulo mirasse soltanto all'equilibrio costi-ricavi o fosse riconoscibile anche nei casi di attività orientate al lucro oggettivo, e sembrava possibile propendere per la soluzione positiva, anche considerando che le attività di solidarietà sociale esercitabili dalle onlus nei confronti di persone svantaggiate potevano riguardare anche soggetti le cui condizioni di svantaggio non erano necessariamente economiche, potevano essere anche condizioni di svantaggio personale o sociale. Pensiamo per esempio alle classiche il classico caso delle cliniche per ricchi o delle magari per le case di riposo, no, per anziani, che non necessariamente sono collegate a situazioni di bisogno in termini economici. E la Suprema Corte, con una serie di decisioni, aveva anche riconosciuto questa interpretazione più largheggiante, quindi non è un modello sconosciuto al sistema. E allora vediamo adesso com'è modulata, il tempo non è moltissimo, ma impiego quei pochi minuti poi per lasciare anche uno spazio per un eventuale confronto. Il fulcro della disciplina è quello dell'articolo 18 del decreto 112 del 2017, una norma che dispone grosso modo qualcosa del genere, che non concorrono alla formazione del reddito delle imprese sociali, quindi sono detassate, le somme destinate, vabbè, lasciamo stare, le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, quindi le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2. L'articolo 3, comma 1 e 2 parla di salvo quanto previsto bla bla bla, l'impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento delle attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Quindi le somme destinate ad apposite riserve non sono tassate e non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni di cui parlavo prima, no? Che possono determinare delle esposizioni, delle emersioni di materia imponibile per il solo effetto dell'applicazione delle regole fiscali al risultato di conto economico. E questa norma naturalmente è applicabile solo se determina un utile. Quindi, come si può osservare, assistiamo ad una decommercializzazione delle somme destinate a riserva, quindi delle somme accumulate, portate a riserva, ad aumento del patrimonio dell'impresa. In regime, il riferimento agli articoli 3 no, ci impone, del decreto 112 ci impone di prendere in considerazione, come vi dicevo, anche questa disposizione che effettivamente dice che l'impresa sociale, come abbiamo appena visto, destina utili e avanzi allo svolgimento dell'attività statutaria o incremento del patrimonio ed è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, eccetera, eccetera. Quindi parrebbe di intendere che l'utile non è tassato, l'utile anche proprio
conseguito da moduli di tipo imprenditoriale, non è tassato se destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o se portato ad incremento del patrimonio. A me sembra, per come la leggo io, che l'agevolazione sia connessa a due tipi di condotte diverse. Due tipi. Il reinvestimento o l'apporto ad incremento del patrimonio. Segnalo che la disposizione è stata oggetto di un intervento nel 2018 con il decreto numero 105, il quale ha apportato dei correttivi al precetto originario che mi sembrano da evidenziare, perché non so se ho capito male io, però per me queste modifiche che sono state fatte mi pare che portino dei problemi più che risolverli. La vecchia norma diceva che gli utili e gli avanzi di gestione, quindi, erano sì detassati, ma dovevano essere destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta e poi dovevano risultare effettivamente destinati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Quindi c'era un termine entro cui questo volano di accumulo doveva trasformarsi in reinvestimento. Certo, è vero che la norma diceva anche ad incremento del patrimonio, però mi pare che la struttura dell'imposizione era così interconnessa da immaginare che anche l'incremento in investimento di patrimonio dovesse essere comunque funzionale al perseguimento delle attività istituzionali. Quindi la disposizione pre-riforma mi pare presentava un elemento differenziale molto evidente, una sorta di condizione risolutiva di imponibilità, il biennio, che invece non mi pare esistere, o perlomeno non mi pare esistere in modo così chiaro, nella nuova formulazione. La nuova norma è più sfumata, fa riferimento alla destinazione di somme a riserve, e parrebbe lasciare intendere, o almeno far sorgere il dubbio, che questa condotta integri già il presupposto per la detassazione. E del resto che il problema sussista può cogliersi, se andiamo a guardare per esempio un'altra norma che riguarda l'imposizione indiretta, l'articolo 82,4 sempre del testo unico ETS, che prevede un regime agevolativo per gli atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari a favore degli ETS, incluse le imprese sociali, ma qui prevede nel settore delle imposte di registro ipotecarie e catastali un'esenzione condizionata però all'utilizzo dei beni entro 5 anni in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Quindi c'è un segmento ancora una volta della norma che prevede dei termini di utilizzo che sono spariti invece nell'articolo 18. E per me la previsione di un termine nell'82 sottolinea la criticità che diventa ancora più evidente se confrontiamo anche l'altra norma degli ETS, l'articolo 79,3 lettera B bis, che è stata di recente introdotta, che pure questa in qualche modo prevede un reinvestimento degli utili nell'attività. Le attività di cui all'articolo 5,1 bis, se svolte da fondazioni, istituzioni, eccetera, eccetera, a condizione, e lo dice espressamente, a condizione che siano interamente reinvestiti. Quindi tutte queste fattispecie assistiamo a una serie di condizioni di reinvestimento che non ci sono nella formulazione dell'articolo in esame, o almeno non sono più così chiare. Allora, a me pare che solo se si realizzi, ecco, a me pare che la destinazione a riserva non è certo la stessa cosa del reinvestimento nelle attività istituzionali nei settori considerati. E non mi pare che appunto non sia la stessa cosa, si comprende bene se guardiamo l'articolo 53, no? Perché solo se si realizza quella fase di reinvestimento che realizzerebbe nelle attività che in qualche modo integra il fenomeno di quella contribuzione speciale, allora la detassazione potrebbe giustificarsi, ma se invece serve a creare dei forzieri che non hanno dei termini di utilizzo delle risorse, allora lì il regime di tassazione potrebbe essere più discutibile, anche dal punto di vista comunitario. L'accumulo di risorse certamente non garantisce quel meccanismo di reimmissione e di creazione del ciclo della pioggia e potrebbe creare delle distorsioni.
Personalmente io non credo, insomma, che il regime di detassazione dovrebbe spettare nel caso in cui l'utile venga semplicemente accumulato a riserva o investito in beni di patrimonio non funzionali alla prosecuzione, al potenziamento e all'ampliamento dell'attività. E lascia perplesso anche l'assenza di un termine comunque, no? Perché anche l'assenza di un termine genera un beneficio improprio, perché il beneficio improprio è come quello del tax deferral, del differimento dell'imposizione. Si criticavano le CFC per questo, ci sono ancora le CFC per questo, cioè per evitare la disciplina di contrasto alle controlled foreign companies, per evitare fenomeni di differimento della tassazione, no? E questo si realizzerebbe. E forse, tra l'altro, non mi pare neanche che sussistano delle decadenze connesse a degli squilibri patrimoniali tra la parte produttiva degli asset e quella semplicemente immobilizzata. E questo appunto mi sembra fornire il rischio o creare il rischio che questi enti abbiano in questo modo, se la norma non viene intesa con la finalità di reinvestimento, la possibilità di diventare dei forzieri. Anche perché una parte delle attività può essere svolta anche in regime potrebbe essere relativa ad attività diverse da quelle istituzionali, eppur rimanendo nell'ambito del regime impositivo dell'impresa sociale, no? Mi riferisco alle attività collaterali, no? Quindi i profili di distorsione potrebbero essere diversi, per esempio rispetto a una società ordinaria che attui politiche di reinvestimento degli utili e di non distribuzione. Un altro profilo problematico potrebbe essere il rapporto tra i compensi dei manager e il patrimonio accumulato, perché qualora questi due termini fossero collegati si realizzerebbe il rischio di una distribuzione indiretta di utili, e in più ci sono tutta una serie di ulteriori delicatissime questioni che adesso non posso dissodare, ma che riguardano i fenomeni di circolazione di questo patrimonio accumulato. Perché questo patrimonio accumulato in ottica fisiologica, se non viene poi destinato in sede di scioglimento, potrebbe andare a finire in enti del terzo settore che svolgono attività istituzionali. Ma una volta che entrano come patrimonio, e forse come patrimonio detassato, e se poi l'ente si trasforma in società, questo patrimonio detassato diventa conferimento e quindi il forziere viene forzato. E si entra in un regime di commercialità senza mai aver pagato le imposte sui redditi accumulati, se non ho capito male. Potrebbe essere un'ipotesi di abuso, però in realtà si potrebbe anche discutere. Allora bisognerebbe capire se la devoluzione è un fenomeno realizzativo, se non è un fenomeno realizzativo, però la norma non lascia, e se fosse un fenomeno realizzativo, tra l'altro, e lo fosse sistematicamente, allora andrei a recuperare in coda tutte le agevolazioni di cui ho beneficiato nel corso della vita dell'ente, il che sarebbe un bel problema, no? Ecco, soprattutto nelle ipotesi fisiologiche di scioglimento. Quindi ecco, a me pare che per esempio su questo tema, sul perimetro, cioè del reinvestimento, e sulla disciplina del reinvestimento, ci siano ancora dei bei nuclei problematici da risolvere, perché secondo me il reinvestimento che è stato, come dire, annacquato nell'ultima versione del testo è invece chiave per poter, secondo me, giustificare questa fiscalità di sviluppo e una fiscalità di proiezione dell'impresa, che deve però completare il ciclo della pioggia, cioè per venire alla conclusione del modello dell'imposizione in cui hai la raccolta ma hai anche la destinazione, la riallocazione. La percezione che ho, insomma, è che il sistema di tassazione dell'impresa con finalità collettive stia trovando il suo assetto anche alla luce dell'evoluzione del quadro europeo, ma che vi siano ancora interrogativi irrisolti che possono dar luogo a questioni di costituzionalità, a conflitti col divieto di aiuti di Stato, soprattutto quando da una fiscalità di difesa si passa a una fiscalità di sviluppo. Ma mi sento di dire che se prima non si dissoda il terreno dogmatico entro cui ci si muove quando si tassano i moduli dell'attività economica, si rischia, no, per dire un po' come gli inglesi, di affrontare il percorso di disciplina degli enti del terzo settore whistling past the graveyard,
praticamente fischiettando nel cimitero. E quindi io mi fermerei qui, vedo che ho esaurito il tempo a disposizione e vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Grazie a lei, professore. Abbiamo un paio di domande da farle che arrivano dal nostro pubblico. Provo a sintetizzare anzitutto. Beh, prima di tutto mi permetto una riflessione sulla prima parte del suo intervento, perché ho ritrovato un po' appunto nei suoi riferimenti quell'eterna lotta che ormai da anni si consuma tra diciamo, il sistema impositivo del nostro paese e degli altri paesi europei e il sistema di tutela del mercato dell'Unione Europea, perché ho ritrovato quel discorso che secondo me è centrale rispetto al tema che ha affrontato lei, del fatto di una premialità che riguarda la destinazione della ricchezza, che sembra quasi che è quella su cui si fonda, o almeno lei si augura si fondi sempre di più il nostro sistema, che sembra quasi incapace di dialogare con un sistema di tutela del mercato che invece ragiona sulle modalità con cui sono prodotte queste ricchezze, dimenticandosi di considerare la loro destinazione, che potrebbe giustamente, come diceva lei, tradursi in realtà in una forma di contribuzione speciale. Questo era uno spunto che la ringrazio soprattutto per questo inquadramento generale. Per quanto riguarda le domande che arrivano dal nostro pubblico, mi verrebbe da dire anzitutto, diciamo, ci sono diverse domande che sintetizzerei in questo tema, chiedendole un giudizio in questi termini. Molti delle persone che sono collegate con noi lavorano oppure sono professionisti consulenti di enti non commerciali che attualmente sono qualificati come onlus, perché indubbiamente dal punto di vista fiscale è stata la qualifica che negli anni ha avuto maggior successo, e sono organizzati, la loro attività istituzionale è organizzata secondo un modulo imprenditoriale, quindi ha un programma di pareggio nella sostanza, lei ha utilizzato questa espressione, e magari riescono anche a conseguire un utile minimo. Il consiglio, il giudizio che le viene chiesto allora rispetto a questa situazione è il seguente. Lei sembrerebbe, da quello che diceva, consigliare a questi enti di dirigersi verso la fiscalità di sviluppo dell'impresa sociale piuttosto che cercare la propria nuova collocazione, perché questo è, diciamo, il passo che adesso dovranno compiere, in quella fiscalità di difesa, in quel bilancino dell'articolo 79 che è collegato alle altre qualifiche di enti del terzo settore. Quindi ecco un'indicazione sulla direzione fiscale, se è meglio spostarsi, come parrebbe, mi è parso di aver intuito, verso una fiscalità di sviluppo dell'impresa sociale oppure. L'ultima domanda, poi la lascio, e invece le viene chiesto un esempio rispetto proprio al concetto, a quel passaggio dell'articolo di attività dell'articolo 79 che svolta gratuitamente, vabbè, intuibile, oppure versamento di corrispettivi che non superano i costi di diretto. Quindi un esempio pratico di questa domanda. Grazie. Sì, certo, provo a rispondere a entrambe le sollecitazioni se sono gravi. Per quanto riguarda la prima, naturalmente penso di poter dire che molto dipende dalla operatività ordinaria dell'ente, no? Nel senso che se si tratta di un ente che essenzialmente vive di contribuzioni e quindi non ha una proiezione a sostenersi attraverso un'attività, può essere che la dimensione dell'ente del terzo settore sia quella più fisiologicamente coerente. Ma io sono convinto, e tu, se mi permetti, sai che ci terrei molto, interpreti perfettamente il mio pensiero. Sono convinto che effettivamente il modulo verso cui ci si dovrebbe orientare dovrebbe essere quello, a questo punto, dell'impresa sociale.
stando attenti però a garantire il modello del reinvestimento, cosa che non è necessariamente facilissimo, perché nel momento in cui dovessero emergere utili e avanzi di gestione, poi ci vuole anche una progettualità per poter far girare il patrimonio, anche in ragione, insomma, di quelle che secondo me è un punto di criticità alla quale si potrebbe anche arrivare in via interpretativa, cioè quello di dire che se non c'è il reinvestimento non c'è l'agevolazione, con conseguenze anche in termini di sanzionatori, eccetera. Quindi io mi muoverei verso l'ipotesi dell'impresa sociale perché per la mia sensibilità mi sembra più in linea con gli obiettivi di sviluppo di queste attività, perché io intendo il terzo settore come davvero un diverso modo di fare impresa, di fare attività economica, di creare opportunità sul mercato con criteri che non sono quelli di lucro soggettivo, diciamo così. Ma sicuramente un sistema che ha delle enormi potenzialità e forse anche, lo dico, l'opportunità di interagire con gli altri interlocutori istituzionali, dico anche con l'Agenzia delle Entrate, per esempio, con un approccio che è quello, come dire, di chi contribuisce al bene comune, no? E quindi hanno diversi profili positivi queste realtà. Quindi, per sintetizzare questa prima parte della risposta, direi forse hai perfettamente ragione, forse è opportuno, almeno per chi intende svolgere un'attività senza tener conto strettamente dell'equilibrio, indirizzarsi verso... Mentre per quanto riguarda la seconda domanda, non so se la intendo correttamente, mi scuso se non è così, ma in realtà la questione mi sembrerebbe abbastanza lineare, cioè si tratta semplicemente di fare in modo di escludere dal programma imprenditoriale il lucro soggettivo, cioè tener conto di quella che è la dinamica dei costi dei servizi che il soggetto eroga, siano essi per esempio servizi sanitari, servizi educativi, eccetera. Quindi avere una ricostruzione dei costi generali e specifici che questa attività comporta, di fare in modo che il servizio che viene proposto, cioè il corrispettivo che viene erogato dal fruitore per il servizio, sia in equilibrio, cioè non escluda il lucro soggettivo, però tenendo conto anche di quegli apporti rilevanti. Quindi c'è un ragionamento che bisogna fare di tipo prospettico in modo da evitare gli avanzi di gestione, ma non gli avanzi di gestione occasionali, bensì gli avanzi di gestione strutturali. Allora, gli avanzi di gestione occasionali possono capitare, perché magari c'è l'apporto che non era stato preventivato, eccetera, eccetera, che è però rilevante ai fini dell'imposizione, e non sono un problema. Ma quelli strutturali sì, però. Abbiamo, e quindi se c'è un programma di attività che sistematicamente va inutile, allora c'è qualcosa che non va. Insomma, si tratta proprio di calibrare ricavi e costi dell'attività. Non so se ho risposto, ho dato un'idea, perché poi è poi da capire effettivamente nella gestione concreta, quindi queste sono domande molto importanti nell'attuazione pratica del... Sì, ti ringrazio anche perché è proprio questo, poi appunto arrivavano ulteriori spunti, è proprio questo il timore che c'è, cioè questa la capacità poi degli enti che magari non sono spesso strutturati dal punto di vista contabile, eccetera, di compiere la valutazione prospettica a cui ti facevi riferimento tu. Quindi questo punto credo che in fase attuativa sarà essenziale dal punto di vista del chiarimento, perché diciamo sarà questa facilità o meno di compiere questa valutazione prospettica anche a guidare le scelte poi di un regime piuttosto che l'altro. Certo, perché poi ovviamente il problema è l'entrata nell'area della commercialità con tutto quello che questo poi comporta in termini ovviamente di... Ecco, esattamente. Scusa, mi ricollego perché c'era proprio una domanda su questo punto, cioè gli enti non commerciali, gli ETS non commerciali che perdono la qualifica di ETS non commerciali ricadrebbero quindi nella sostanza nel regime ordinario delle società commerciali e degli altri enti commerciali.
commerciali previsti dal TUIR. Certo, e quindi con una ripresa di rilevanza della commercialità, una reimmissione nel circuito della commercialità delle attività decommercializzate. Senza poter poi godere invece dell'altro pilastro, certo, che è quello dell'impresa sociale. Certo, quindi sarebbe la condizione peggiore quella di essere ETS commerciali. Naturalmente è un regime, quello degli ETS, diciamo, commerciali, che è quello tipico, diciamo così, delle persone fisiche, con la doppia sfera, no? Quella, diciamo così, delle attività istituzionali e delle attività commerciali, con il problema della rilevanza dell'organizzazione per le une per le altre, con il problema della tassazione dei redditi isolati delle varie categorie e anche con il problema del trasferimento dei beni e delle risorse da un segmento all'altro, cioè dall'area della commercialità all'area della non commercialità. Un sistema diciamo caratterizzato da differenti elementi di complessità anche nella gestione, penso non solo contabile ma anche appunto fiscale. Benissimo. Bene, grazie mille. Ormai abbiamo raggiunto l'orario della nostra conclusione. Ringrazio tutti coloro che si sono collegati e anche per questi interventi finali che ci hanno consentito di approfondire ulteriormente il tema, ma voglio ringraziare soprattutto il professor Trivellin per la sua presenza di oggi, e noi vi aspettiamo il prossimo venerdì col professor Bernardo Cortese, che ci aprirà uno sguardo sulla cooperazione internazionale, quindi ci spostiamo insomma dalla fiscalità del nostro paese all'impegno di chi nel terzo settore del nostro paese guarda poi all'Europa e al mondo. Grazie per la partecipazione come sempre, per gli aggiornamenti, le informazioni continuate a seguirci sia sul nostro sito internet sia sui social dell'iniziativa, e prestissimo vi comunicheremo le date e i temi anche degli appuntamenti di novembre. Grazie, buona serata e a presto. Grazie a tutti, arrivederci.